Le strategie che usa il demonio per trascinare più anime possibili nell'inferno. Salve a tutti carissimi, oggi ci occupiamo di questo argomento che avete sentito nel titolo, perché mai come ora l'inferno sta cercando di ghermirci, perché questi sono gli ultimi tempi e il demonio è scatenato e cerca in tutti i modi di tentare e di perdere le anime, di farle cadere nell'abisso dell'inferno. Quindi vediamo quali sono le strategie adottate dal demonio per farci scivolare nel peccato e per impadronirsi della nostra anima in modo che possiamo difenderci da tutto il male che il demonio è intenzionato a farci, soprattutto in questo periodo. Allora, bisogna sapere che il demonio ha ben chiaro quali sono i nostri punti deboli e organizza una riunione detta conciliabolo. Si tratta di un'assemblea a cui partecipano tutti i demoni e nella quale viene stabilito come agire contro ciascun'anima sulla base di quelle che sono le sue debolezze. Ecco cosa ha rivelato a tal proposito il demonio, costretto chiaramente da un esorcista. Noi non possiamo evitare direttamente che i cristiani vadano in chiesa, né che leggano la Bibbia, la Sacra Scrittura e conoscano la verità. Se cerchiamo di privarli di questo in modo diretto, saremo esposti. Non possiamo nemmeno evitare direttamente che si donino a un'intima relazione con il loro Salvatore. Allo stesso tempo sappiamo che se ottengono questa relazione il nostro potere su di loro si spezza, ma c'è qualcosa che possiamo fare e in cui siamo sempre riusciti. Facciamo credere loro che sono bravi cristiani, lasciamo che facciano cose per Cristo quanto ne sentono il desiderio, ma rubiamo loro il tempo. È questo che voglio che facciate. Io voglio distrarvi dall'aggrapparvi al Salvatore e dal mantenere con Lui l'unione vitale tutto il giorno attraverso la preghiera. Come fare? Vi terremo occupati in trivialità della vita e inventeremo innumerevoli stratagemmi per occupare la vostra mente. Vi tenteremo a spendere, spendere, spendere. Vi convinceremo ad andare a lavorare per molte ore al giorno e a mantenere uno stile di vita vuoto. Vi faremo sentire il desiderio di non trascorrere del tempo con i vostri figli, visto che la loro famiglia così si frammenterà presto, non troveranno una via di uscita alle pressioni lavorative. Riempiremo la loro mente di stimoli in modo che non riescano ad ascoltare la voce calma di Dio. Li tenteremo a distrarsi con i mass media e con ogni apparecchio che non faccia loro prestare l'attenzione a quello che è il rimedio del loro malessere, cioè la preghiera e i sacramenti. La questione è che siano costantemente in ogni luogo in cui si trovano, al lavoro o a casa, distratti dalle nostre seduzioni, tendono a pensare innanzitutto a loro stessi
e quindi ogni nostra tentazione troverà un terreno favorevole. Non si renderanno neanche conto di essere tentati. Sì, vi farete prendere da tanti desideri da voler soddisfare, che vivrete occupati e ansiosi, e così non potrete ascoltare Dio e men che meno farsi guidare da Lui. Riempite i vostri tavoli di tutta una serie di riviste e quotidiani sconvenienti, inondate la loro mente di notizie mondiali, invadete le strade con cartelli pubblicitari osceni, riempite le loro cassette della posta con propagande di false offerte, falsi servizi, prodotti falsamente gratis e di false speranze. Presentate in televisione modelli e modelle belli, magri, e in modo che mariti e mogli crederanno che sia la bellezza esteriore quello che conta e diventeranno insoddisfatti del loro coniuge. Moglie e marito devono tenersi sempre impegnati con questioni varie, così smetteranno di amarsi reciprocamente e questo frammenterà molto rapidamente la famiglia. Sostituite tutte le feste religiose con feste consumistiche. Anziché Natale sarà Santa Claus, anziché ricordare tutti i santi ci sarà Halloween, anziché la Quaresima inventate i carnevali più sensuali possibili. Cadrete facilmente, non si parli mai di peccato e di morte, né della mia esistenza. Sarebbe grottesco. Anche nei momenti liberi bisogna tenervi molto occupati con mille cose. Voi non dovete mai riuscire a contemplare il riflesso di Dio nella natura. Voi dovete essere occupati. Riempite la vostra vita di cose, anche se sono buone, in modo che non resti tempo per loro, per la preghiera. Presto lavorerete sulle proprie forze e sacrificherete la salute e la famiglia solo per arricchirvi sempre di più, sempre di più, sempre di più. E quando andrete a qualche riunione spirituale vi perderete in pettegolezzi così da non capire nulla. Questo è il mio progetto e pochi potranno respingere la mia seduzione infernale.